Sono 6 le targhe commemorative che il comune di Udine ha realizzato per celebrare altrettanti personaggi illustri del passato friulano. Un iter cominciato nel 2021, intrapreso dalla passata giunta comunale e sposato dall'attuale. Sono Jacopo Pirona, Don Giuseppe Marchetti, il professor Gianfranco Daronco, l'onorevole Tiziano Tessitori, la professoressa Novella Cantarutti e Aurelio Cantoni. L'iniziativa è nata con la collaborazione tra Comune, Regione e Arlef. La prima targa oggi è quella alla Loggia del Lionello in Piazza Libertà in onore di Gianfranco Daronco, docente di filologia romanza e grande conoscitore e studioso della letteratura, della lingua e delle tradizioni friulane. Daronco è stato un autonomista fortissimo, ci ha insegnato che cos'è l'autonomia, che è un valore importante soprattutto per un popolo come il nostro, il popolo friulano, che auspica sempre di essere protagonista in casa propria. Noi abbiamo ritenuto questa iniziativa validissima e oggi infatti siamo qui a farlo insieme, sindaco precedente e sindaco attuale, perché quando si ricorda l'identità, la storia e spero anche il futuro, dobbiamo essere sempre insieme. Riconoscimento dovuto anche perché molti concittadini, essendo passati degli anni, non si ricordano il contributo che questi intellettuali hanno dato e magari incuriositi leggendo una targa possono così andare su Wikipedia o da qualche altra parte e approfondire quello che hanno fatto. A Jacopo Pirona, docente e letterato dell'Ottocento a cui si deve la progettazione della Biblioteca Civica di Udine e soprattutto la redazione compiuta un anno dopo la sua morte del primo vocabolario della lingua friulana, è stata dedicata la targa scoperta alla Biblioteca Civica Vincenzo Ioppi in piazza Marcone. Sempre oggi, in via Anton Lazzaro Moro 26, altra cerimonia di scopertura in onore di Aurelio Cantoni, scrittore poliedrico in lingua friulana e promotore dell'autonomia regionale.